Adesso arriva lui, apre piano la porta, poi si butta sul letto e poi. Credo che nel cinema proprio debba succedere qualcosa nel momento in cui si fa. Ti aiuta moltissimo per esempio lavorare con dei bambini. Questi bambini ovviamente non recitano, cioè se non ti credono ti chiamano Isabella ed Elio, invece loro continuavano a chiamarci mamma e papà anche in pausa pranzo, quindi reciti, cioè sei sempre nella parte per loro soprattutto, perché basta un attimo che loro si stancano, non ti seguono più. Quindi questa cosa sicuramente mi ha aiutato, nonostante la maternità, ecco, sia una cosa che non conosco e che sia molto lontana da me per adesso. Spegne adagio la luce, la sua bocca sul collo, ha il sorriso un po' caldo, ho deciso lo mollo, ma non so se puoi farlo o lasciarlo soffrire, l'importante è finire. Io credo che il punto focale di questa canzone sia, a prescindere dal fatto di raggiungimento o non raggiungimento, sia che Mina è stata la vera prima donna in Italia che ha preso una posizione in materia, cioè le prime canzoni, lei è stata la prima minigonna, la prima donna lasciata, la prima amante. Il fatto che lei si ponga il dubbio di voglio lasciarlo, non voglio lasciarlo, voglio decidere io in un rapporto, sia la vera rivoluzione sessuale italiana di quegli anni, e Mina è il primo esponente. Mi sembra perfetta la sua interpretazione. Fecero solo 2 passi verso la donna che si baciava con i lupi, perché al terzo si fermarono pietrificati. Dalla porta della casa della donna che si baciava con i lupi uscì un orso nero, enorme, con delle fauci che sembravano una caverna zannuta. Mamma santa, urlarono i paesani e le paesane, ma tu ti baci anche con gli orsi. Solo nelle notti di luna piena, rispose sorridendo la donna che si baciava con i lupi. Poi la gente del villaggio fu massacrata. Grazie. Matteo Negrini. Per gli eventi di musicultura che continuano anche quest'estate,